No, domani è il 1° aprile. Sa che cosa succede? Il pesce d'aprile. Cioè, un pesce secondo lei è quello che succede? Ci liberiamo di tutto, però prudenza. Io sono sempre molto prudente, intanto cammino da sola, evito assembramenti, entro nei negozi, metto la mascherina. Speriamo che non sia un pesce d'aprile, ecco, speriamo che ci sia un po' più di libertà, la pandemia c'è stata, speriamo che diventi un ricordo e speriamo che la gente sia un po' più libera di muoversi, un po' più libera anche di gestirsi la vita, ecco. Secondo lei c'è consapevolezza di quello che si potrà e non si potrà fare? Per esempio, la consumazione all'interno del locale e come avviene? Al momento è ancora ristretta, al di fuori del locale del 1° di aprile è più libera, insomma. E dal 1° maggio invece ci sarà una libertà maggiore. Possiamo evitare di usare le mascherine, che il Green Pass non servirà più, quello che sappiamo. Lei ha paura di questo oppure è contenta? Oh sì, perché non si può passare dall'oggi al domani da una cosa estrema al niente. Sa cosa succede da domani, è il 1° di aprile? Ci togliamo le famose mascherine all'aperto, chiaramente. Poi dipende da dove entriamo. Festa della liberazione per lei? Ma guardi, è una festa di responsabilità, a mio avviso, più che di liberazione. Su queste limitazioni che cadono, lei ha timore, ha paura, come si sente? Io sono un agente di viaggio, pensi come posso capire questa situazione? Cioè la gente ormai è come dire, impaurita di tutto, anche dell'ombra, capisce? No, non sono preoccupata perché ormai tutti hanno fatto la terza dose e quindi speriamo bene, ecco. Lei sa precisamente che cosa si potrà fare e non si potrà fare da domani? Beh, l'hanno detto per telegiornale, quindi si potrà andare al ristorante, bere il caffè fuori senza il Green Pass, in banca è libero, un po' dappertutto. Lei come la vede? Come una buona cosa? Beh, direi di sì.